Il settore edile e il settore agricolo nel mirino del NIL, il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri che si occupa di rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. 19 i lavoratori in nero scoperti dai militari e molte le violazioni. Il bilancio è di 6 attività sospese. Ad Arcade, dopo un controllo in cantiere, è stata sospesa l'impresa che stava impiegando i propri dipendenti senza aver predisposto il piano operativo di sicurezza. In ambito agricolo ben 5 le realtà sospese. Utilizzavano nella vendemmia i lavoratori senza copertura previdenziale e assicurativa. 2 delle aziende in questione hanno sede a Follina. La prima, su 7 lavoratori, ne impiegava in nero 6, la seconda 5 su 5. Altri 5 lavoratori non in regola sono stati scoperti in 3 vitigni di Vittorio Veneto, Valdobbiade e nell'Oria. Un altro è stato sorpreso in un vivaio a Riese Pio X. E in nero lavoravano anche le 2 addette di un centro massaggi a Conegliano. Le sanzioni combinate complessivamente raggiungono i 200.000 euro.